buonasera a tutti, vi chiedo di stare in piedi anche questa sera per poter lodare il nostro Signore. La prima canzone sarà Dio tu sei buono, la conosciamo tutti benissimo, se non la conosci la conoscerai adesso. Ok, iniziamo il nostro punto cantando questa canzone. Cantiamo, Dio tu sei buono, Dio tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Dio tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione e tribù, generazioni che vivono per lodare te. Sei buono e la tua grazia dura per sempre. Dio tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione e tribù, generazioni che vivono per lodare te. Cantiamo, sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu, Sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono. sei buono Tu, sempre tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre tu, sempre sei lodare Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. perché tu sei. Perché tu sei. Perché tu sei buono tu. Ok, la prossima canzone personalmente mi ricorda tanto un campeggio che abbiamo fatto noi giovani, non mi ricordo quanto tempo fa, e mi ricordo che tipo questa canzone io la associo a letteralmente di quel campeggio, penso sempre alle emozioni di quella settimana, penso sia stata una settimana quella volta, ed è bellissimo perché si intitola Quello che Dio dice di me. E a parte che è degli Hillsong, quindi è bellissimo già così, ma proprio il testo parla di quanto ognuno di noi sia speciale per il Signore, sia importante, sia una pietra preziosa per Dio, e quindi cantiamo questa canzone pensando a questo e al fatto che Dio ci ama per quello che siamo, così come siamo, e che siamo preziosi agli occhi Suoi.
chi sono io perché il grande Dio mi accolga a sé. Ero perso e mi salvò nel suo amore, nel suo amore. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, si è così. Libertà. Libertà ora ho perché mi riscattò. Vivevo in schiavitù, ma Gesù morì. Sì, per me morì. Che lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, si è così. Nella casa sua, Nella casa sua, per me posto c'è. Sono figlio suo, si è così. sono scelto. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Che Dio dice di me. Che lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, si è così. Nella casa sua, per me posto c'è. Sono figlio suo, si è così. Signore, ti ringrazio per questa sera, ti ringrazio per tutto quello che fai per noi nelle nostre vite, Padre. Ti ringrazio perché tu hai questo potere di spezzare le catene, di liberarci, di mostrarci il tuo amore attraverso ogni piccola cosa. E ti ringrazio, Padre, perché siamo preziosi agli occhi tuoi. Ti ringrazio perché tu sei la nostra via, il nostro scudo, il nostro tutto. E ti ringrazio perché tu fai ogni cosa per noi, per le nostre vite. E questo perché ci ami grandemente, anche quando magari noi stessi non riusciamo a farlo. E ti ringrazio per questo, ti ringrazio perché non ci abbandoni mai, perché sei sempre là con noi, perché trovi sempre un modo per poter bussare alla porta del nostro cuore e dire: guarda che io ci sono, puoi trovare rifugio in me, puoi portare le tue sofferenze a me e io ti guarirò, ti libererò da tutto questo. Ti ringrazio, Padre, per tutto questo che sei, Signore. Amen. Amen. Io che per te dirò, Signore, Io in te confiderò per sempre. possiamo cantare: mi liberò da tutti i miei timori. Liberò da tutti i miei timori. Su una roccia, sulla roccia tu impose i miei piedi.
abbatterò, non mi abbatterò, e dal Signor dirò, mio scudo sei, la mia via, la mia parte, e liberato, mio rifugio, torre forte, il mio soccorso viene da te, Signore. non c'è un altro, io ami, non c'è un altro che tu sei tutto ciò. Cantiamo, io mi rallegrerò, E dal Signor dirò, mio scudo sei, la mia via, la mia parte, e liberato, mio rifugio, torre forte, il mio soccorso viene, mio scudo sei, la mia via, la mia parte, e liberato, mio rifugio, torre forte, il mio soccorso viene da te, Signore. mio soccorso, Il mio soccorso viene da te, Signore. Il mio soccorso viene da te, Signore. Signore, ti ringrazio per questa sera, ti ringrazio per la vita della persona che porterà la tua parola, ti ringrazio per la possibilità che ci dai dopo di poter riflettere più intimamente riguardo te, riguardo quello che hai da insegnarci, Padre. Ti chiedo che possa essere un momento, una serata di grande riflessione e di grande apprendimento, Padre, per le nostre vite, che questo possa essere, che possano essere cose utili per la nostra vita, nel senso che possiamo applicarle sempre, che non possiamo mai dimenticarcene, Signore, quindi ti chiedo di aiutarci in questo e sono sicura che lo farai, che ci manderai tanti problemi per imparare tutte queste cose, Signore. Ti ringrazio per l'opportunità che ci dai ogni sabato di essere qua, Padre. Amen. Potete sedervi. Prova. Buonasera a tutti, buon pomeriggio, benvenuti per chi è qua la prima volta, per chi non viene da un po', e ciao a tutti gli altri. Ciao a chi ci segue da casa, a chi ci guarderà nel futuro. E vorrei cominciare questo studio pregando di nuovo affinché i nostri cuori possano essere aperti, le nostre orecchie possano essere aperte e che la parola che Dio ha in mente per noi questa sera, la parola che ci vuole dare, possa entrare nel nostro cuore e dare molto frutto. Signore, noi siamo qui di fronte a te oggi per ascoltarti, Signore, per ascoltare la tua voce. Signore, nella parola di oggi tu ci dici che siamo luce del mondo e ti prego che tu possa farci capire, far capire a ognuno di noi cosa significa questa parola e che cosa tu vuoi per noi e che noi possiamo mettere in pratica ciò che ci insegnerai, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Voi siete la luce del mondo. Adesso mandiamo la slide con il versetto e chiedo a uno di voi gentleman o gentlewoman di leggere ad alta voce, tu non vali perché sei microfonata, e il versetto di questa sera.
senza pressione alla proiezione. Io capisco il vostro dolore, non temete, c'è solo pazienza per voi. I problemi informatici non ci fermeranno, amen? Boh. Amen più forte, più convinto? Andiamo avanti? Problemi tecnici? Un attimo che mi recupero. Ce l'abbiamo. Slide 1, più in alto, esattamente. Perfetto, adesso uno di voi che legga con voce chiara, limpida, cristallina, ben lanciata, che si senta. Voi siete la luce del mondo, la città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si può accendere una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sopra un candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Adesso chiedo a tutti collettivamente di leggere le parole in grassetto scritte all'inizio. Perfetto. E adesso io vi faccio una domanda. È un comandamento? Gesù dice: siate la luce del mondo. È una promessa? Voi sarete luce del mondo. Gesù lì sta annunciando un fatto, una cosa che è già così. Lui dice: voi siete la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo qui, voi siete la luce del mondo adesso. In un altro punto dei Vangeli, abbiamo il versetto dopo, Gesù ci dice che io sono la luce del mondo. Lui, Gesù Cristo, è la luce del mondo. Cristo è il punto di riferimento dell'umanità intera, di tutta l'umanità. È il nostro sole. Lui è l'unico motivo per cui l'umanità può avere speranza. So che fa caldo e il sole lo detestiamo ultimamente, però immaginate di vivere in un mondo che non ha il sole. Immaginate di essere sempre al buio, sempre nell'ombra e sempre al freddo. Questa è un'immagine che voglio che teniate in mente perché ci aiuta a capire com'è una vita senza Gesù. È una vita vuota, una vita morta, fredda e sterile. Gesù è la luce del mondo. Lui è la luce della salvezza, è la mano tesa che ci tira fuori dall'oscurità del peccato. Lui però è anche la luce della santità. Blu. Prova. Mi si sente? Sono amplificato in questo momento? Sì? Oh, fantastico. Dicevo, Gesù è la luce della salvezza che ci tira fuori dal peccato, che ci salva, la chiave per andare in paradiso, l'unica chiave, ma Lui è anche la luce della santità, a cui noi dobbiamo tendere ogni giorno. È quella luce che ci rende sempre migliori, che ci rende più perfetti, più simili a Lui, cioè che ci santifica ogni giorno. Nel versetto di Matteo, quello iniziale, la connotazione del versetto "voi siete luce del mondo" è diversa rispetto a Gesù che dice "io sono luce del mondo" nel Vangelo di Giovanni. Noi non siamo Cristo, io non sono Cristo e nessuno tra di voi è Cristo. La nostra luce non è come la sua, nel senso che nessuno di noi ha il potere di prendere qualcuno che è avviato all'inferno e di avviarlo al paradiso. Quella è una cosa che Cristo fa. Ma come Paolo dice nella sua lettera agli Efesini, noi dobbiamo essere imitatori di Cristo.
Noi non salviamo nessuno, ma possiamo essere strumenti di Dio nel mondo. Noi possiamo e dobbiamo essere portatori della luce di Cristo. Noi abbiamo dentro di noi questa luce, la luce della salvezza, la notizia più grandiosa e bella della storia dell'umanità. So che molti qua sono nella lode, molti qua hanno cantato, suonato, e voglio fare questa domanda. Quante volte hai pianto e ti sei commosso durante una lode? Non servono mani alzate, però pensate a quante volte negli anni hai pianto e ti sei commosso durante una lode che hai suonato, cantato o che hai sentito. Quante volte durante una preghiera o un momento in cui stavi leggendo la Bibbia hai pianto e ti sei commosso perché ti sei fermato a pensare quanto magnifico è Dio, quanto buono è Dio, quanto generoso è stato. Quante volte hai pensato alla grazia di Dio, al concetto di grazia, e ti sono cadute le braccia perché è un concetto troppo grande per un uomo, non è pensabile. Quando io mi fermo su certi pensieri, sinceramente mi scoppia il cuore di felicità, è una cosa che mi fanno male le guance da quanto sorrido, mi riempie di gioia come nient'altro. È troppo per me, troppo per il mio cervello accettare e realizzare che Dio mi ama di un amore così grande. Il solo pensiero di questo amore mi riempie di gioia e mi dà un sorriso che niente altro mi può dare. E questa gioia, la certezza che esiste un Dio fantastico che ti ama, che ti ha salvato dalla morte e che ogni giorno lavora in te per renderti più perfetto e simile a Lui, è la nostra luce. Dentro di te c'è un fuoco vivo, una fontana di acqua viva, come dice la parola, che dona vita alle persone attorno a te. Ed oggi, con questa parola, Dio ti sta scuotendo, ti sta ricordando che tu sei la luce del mondo. Lo sei adesso, lo sei in questo luogo, lo sei in questo momento. Noi cristiani, siamo la luce del mondo. Ogni volta che perdiamo un'occasione di essere di testimonianza, ogni volta che pensiamo, ah sì, potrei parlare di Cristo a questa persona, ma non lo faccio perché chissà che cosa penserà, non è il momento adatto, posso farlo dopo, e tante altre scuse, noi stiamo mettendo la luce di Dio sotto un recipiente, stiamo mettendo una ciotola e coprendo la luce, di fatto rendendola inutile. La nostra testimonianza deve essere come un incendio, deve essere come il sole. È facile girare senza vedere il sole, senza vedere la luce che il sole fa? Pensate alla vostra testimonianza allo stesso identico modo. Deve essere come la luce del sole, deve essere brillante, devono vederla tutti quanti. Allora? Scusate che i problemi tecnici affliggono anche me. Ok. Gesù ci sta parlando in questo versetto delle opere che noi facciamo. In altri punti parla della fede, parla della grazia, che è quella che ci salva, ma qui sta parlando di opere. Predicare e testimoniare a parole è fondamentale, è importantissimo. Noi dobbiamo parlare di Dio alle persone. Ma qui Gesù ci ricorda che anche le nostre azioni fanno la differenza. Sono le nostre azioni che colpiscono e che portano luce e vita alle altre persone. Ricordati della notizia meravigliosa che porti dentro. Ricordati quanto fantastico è Dio, ricordati quanto Dio ti ama, quante benedizioni ti dà ogni singolo giorno. Renditi conto che dentro di te brilla una luce grande e meravigliosa, una luce di vita e speranza, e usa le tue azioni di ogni giorno per condividere questa luce. Tanti non credenti rimangono a bocca aperta quando incontrano un cristiano veramente coerente, che dice una cosa, dice nella Bibbia Gesù prescrive questo, questo e quest'altro, e nella sua vita lui fa esattamente quello che la Bibbia dice. Avete visto tante volte che i non credenti dicono wow, non pensavo che voi cristiani esisteste davvero, pensavo che fosse ipocrisia, che dite sì, Dio dice questo ma io faccio quest'altro. La coerenza è fondamentale. Se noi ci comportiamo come la Bibbia ci dice di comportarci, questa è una testimonianza potentissima. Tu sei la luce del mondo e devi portare questa luce nella tua scuola, nel tuo lavoro, ai tuoi amici, alla tua famiglia.
alla tua chiesa anche, a tutte le persone che conosci. Mostra ogni giorno con le tue azioni che Cristo vive in te e vedrai la sua luce diffondersi in tutti coloro che ti circondano. Preghiamo? Grazie Signore per questa parola, grazie Signore perché solo per merito tuo, solo per grazia tua, noi siamo luce del mondo. Signore, tu sei la nostra luce, sei la nostra guida, tu sei il sole delle nostre vite. E noi ti preghiamo, Padre, che tutte le persone in questa stanza possano essere la tua luce, che ciascuno di noi possa ascoltare te e non i dubbi e le paure che abbiamo e che possa tirare fuori il coraggio di essere luce e di fare la differenza nel nostro mondo. Signore, questo è un mondo buio, un mondo pieno di dubbi, di paure, di ansie, un mondo che ha bisogno della luce della tua parola. E ti prego che noi possiamo essere i tuoi strumenti per portare questa luce a tutti quelli attorno a noi che ne hanno bisogno. Te lo chiedo, Gesù, nel nome del Signore. Amen. Bene, possiamo chiudere. Ringrazio chi ci ha seguito live, a tutti gli altri si dividono nei gruppi di adolescenti, giovani più, eccetera, eccetera.